Siamo a Lonigo in compagnia della consigliera regionale Cristina Guarda, della lista Alessandra Moretti presidente. Volevamo fare un punto con lei sulla situazione di PFAS, un tema di cui lei si occupa costantemente in regione. Avete fatto una conferenza stampa recentemente insieme con la senatrice Laura Puppato. Che cosa è emerso da quella conferenza stampa? Di cosa avete parlato e soprattutto qual è, diciamo, il punto della situazione oggi? Abbiamo affrontato diversi argomenti, partendo dagli acquedotti, perché la sostituzione delle fonti è la necessità più grande, più urgente, che oramai da 4 anni viene chiesta dal territorio e ad oggi rimane ancora sospesa, senza nessuna risposta chiara. Abbiamo parlato dell'attuazione del piano di tutela delle acque, cioè di quel provvedimento approvato dalla stessa giunta che oggi dice che non può spostare miteni, ma in quel documento viene dato uno strumento per andare a rimuovere tutti i siti potenzialmente contaminanti dalle zone di ricarica della falda. Manca una chiara specifica miteni, chiaramente, però l'indirizzo di quel provvedimento è proprio questo. Abbiamo parlato dell'impianto di cogenerazione, quello autorizzato al sito Miteni proprio pochi giorni fa dalla nostra giunta regionale, che va in estremo contrasto con le dichiarazioni anche del presidente Zaia, che dice andiamo a fare un piano di caratterizzazione, cioè significa centinaia di carotaggi, lui dice addirittura 7.000, proprio per andare a identificare lo stato della qualità del terreno sotto Miteni. Ma il piano di caratterizzazione è il primo passaggio a cui deve assolutamente seguire dopo l'attività di bonifica. Questo si deve fare, ma non può essere fatto se Miteni rimane lì. Non può essere fatto perché andrebbe a compromettere un gran parte del sito produttivo. Per cui come si può pensare di attuare un piano di bonifica del terreno necessario per andare a proteggere la nostra falda, non chiaramente nel breve periodo, ma pensando alle prossime decine di anni, le prossime centinaia di anni? Come si può fare un piano di bonifica se non si prosegue poi con almeno una delocalizzazione del sito produttivo? Miteni può mettere in sicurezza la propria produzione. Non l'ha fatto fino ad oggi perché è molto costoso, ma la commissione ecomafie istituita a livello parlamentare, di cui appunto abbiamo parlato con Laura Puppato, ha precisato proprio questo argomento. I FAS si possono produrre con un sistema chiuso e di conseguenza Miteni è chiamata, se vuole continuare a produrre queste sostanze che la scienza non ci dice precisamente che cosa possono causare alla nostra salute, se Miteni vuole produrle deve essere obbligata a proteggere maggiormente il suo ciclo produttivo. C'è anche una legittima preoccupazione da parte dei cittadini che hanno, dopo una serie di analisi, insomma, si è scoperto aver assunto tramite l'acqua queste sostanze. Ci sono dei genitori anche che si sono organizzati in gruppi, insomma, c'è preoccupazione, lei so che è in contatto con questi genitori, vero? Sì, c'è un particolare. Questa è l'occasione per far sì che dal problema sanitario, dal rischio sanitario a cui noi siamo sottoposti, si possa passare a ragionare anzitutto della tutela del nostro ambiente. E questi genitori stanno proprio ragionando e stanno educando i loro figli attraverso questa esperienza a prendersi cura del nostro ambiente. Il rischio sanitario però è un rischio che è stato certificato dalla stessa Regione Veneto. Ricordo che l'anno scorso, in occasione del consiglio straordinario che ho richiesto insieme agli altri consiglieri di minoranza, abbiamo parlato proprio del rischio sanitario e all'epoca l'assessore regionale alla sanità diceva non c'è nessun rischio per la nostra salute. Un mese dopo i risultati del biomonitoraggio sul sangue umano che hanno verificato concentrazioni preoccupanti, e tra questi ci sono pure io, da lì è partita e scaturita la preoccupazione della Regione Veneto che ha avviato i monitoraggi successivi. Per cui è necessario, a prescindere dai risultati sanitari, intervenire per la garanzia della nostra falda, intervenire per la garanzia della nostra acqua potabile. Che cosa vedremo di qui ai prossimi anni? La bonifica è un passaggio necessario, come dicevo prima, proprio per riuscire a intervenire nel lungo periodo per la tutela della falda. Siamo in ritardo di 4 anni e questo è gravissimo. Allo stesso tempo però ora è necessario dare il via a quella progettazione che deve essere presentata entro 3 mesi dalla Regione Veneto insieme ai diversi stakeholder dell'accordo di programma Fratta-Gorzone, in cui sono stati stanziati 80 milioni di euro dal governo appositamente per darci acqua pulita. Siamo già in ritardo perché, come ci diceva il Consorzio Viveracque, saranno necessari forse almeno 5-6 anni per la realizzazione di questi progetti.
Signori, 4 anni sono troppi, a questo punto è necessario intervenire immediatamente. I cittadini della zona rossa lo chiedono, lo urlano.